momento di ricordo importante per la polizia. Sì, un momento molto importante, non soltanto quello del maresciallo Angelone di cui oggi ricorrono gli 80 anni dal suo sacrificio, ma il ricordo di tutti coloro i quali hanno con noi fatto un pezzo di vita, alcuni semplicemente svolgendo il loro lavoro ogni giorno, altri invece come il maresciallo Angelone che sono arrivati all'estremo sacrificio. Tutti servono a tracciare quel percorso che dobbiamo seguire, dal semplice poliziotto che compie il suo lavoro per 30-40 anni di servizio, facendo il suo dovere e andando in pensione, a chi invece fa gesti che in qualche modo veramente sono di esempio per quello che riguarda il massimo che possiamo e dobbiamo dare per servire lo Stato e le comunità dove noi facciamo servizio. Perciò, ripeto, oggi è un momento veramente importante. Il maresciallo Angelone, ben sapendo che aveva poche speranze di poter far fronte a banditi asserragliati a Sambuca di Sicilia, 80 anni fa decise comunque di fare il suo dovere fino in fondo. Noi dobbiamo continuare in questo segno, dobbiamo sempre fare il nostro dovere fino in fondo per le comunità che serviamo, perché ripeto, noi serviamo, questa è la nostra funzione. Quindi un esempio per i tanti giovani. Sì, un esempio per tutti, non soltanto per i giovani, anzi forse anche noi anziani, ogni tanto dobbiamo ricordarci di quali erano gli ideali che ci hanno spinto ad abbracciare un uniforme o a una funzione pubblica. È un qualcosa che dobbiamo rinnovare tutti i giorni dentro di noi e rafforzare. Attraverso questa riflessione ogni giorno sicuramente possiamo continuare a fare il nostro dovere per le comunità che serviamo. Di sicurezza, l'antenato della nostra Polizia di Stato, che portava nel nome, lui che veniva da un paese grecanico, nome greco, Angelone da Angelos, vuol dire messaggero. Ecco, lui portava un destino, era un messaggero di bene, di valori, e sacrificò la sua vita 80 anni or sono proprio contro la criminalità organizzata. Mi piace sottolineare questa cosa non tanto per il riferimento scolastico all'etimologia greca del cognome, ci mancherebbe, ma andiamo alla sostanza. Angelone era il prodotto della nostra terra, della terra del sud, in questo caso della Calabria, perché è dalla Sicilia e dalla Calabria che sono venuti fuori i carabinieri, i poliziotti, le donne e gli uomini delle forze di polizia, i magistrati e anche qualche prefetto, che hanno combattuto la mafia con la massima energia, sacrificando fino al bene supremo della vita. Quindi non è che il Sud produca il male, il Sud ha prodotto del male, sì, ma è stato capace anche di produrre il massimo del bene. Di questo bisogna esserne fieri e contemporaneamente, secondo me, sentirsene un po' responsabili.